Grazie, anch'io avendo sottoscritto il disegno di proposta di legge che abbiamo depositato in Senato, insieme qua vedo anche il collega Romano, soprattutto poi lui è membro della Commissione Affari Costituzionali, perciò dovrà anche, come dire, lavorarlo, non solo mettere una firma, perciò avrà sicuramente un ruolo più significativo. Oggi poi presenteremo la vostra raccolta delle firme in Consiglio regionale, al Consiglio regionale, all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, perché indubbiamente, io posso dirlo con forse più cognizione di altri, la Regione Piemonte ha un ruolo che dovrà avere un ruolo importantissimo nel portare avanti sia attraverso diciamo, la possibilità autonoma di legiferare su temi come questo, sia comunque a sostegno delle iniziative che verranno assunte a livello parlamentare. Io non credo di dover aggiungere a tante cose giuste e condivise che sono state dette dai colleghi su quello che la nostra lingua rappresenta come tradizione, come legame nei confronti dei nostri connazionali piemontesi che sono in giro per il mondo. La comunità argentina è indubbiamente una delle principali, ma c'è quella brasiliana, australiana, insomma piemontesi nel mondo. La regione Piemonte oltretutto li segue con particolare attenzione e con continui contatti. L'onorevole Bobba ha fatto nella sua conclusione ha fatto un riferimento, e qua è diciamo, l'elemento di contributo aggiuntivo che mi sento di potervi rappresentare, che naturalmente questi disegni di legge in un momento particolare come quello che sta vivendo il nostro Parlamento e le finanze del nostro Paese incontrano, se hanno dei costi, ostacoli insormontabili. Allora qua è ovvio che bisogna dire con chiarezza che questo disegno di legge potrà essere approvato se non comporta dei costi, perché diversamente, io lo dico molto sinceramente, penso che la cosa incontrerebbe delle reali difficoltà. Allora la funzione di un'associazione come la vostra, che lo ha dimostrato con la forza della raccolta di 12.000 firme vere, come che sono in progress, e sappiamo questo che cosa comporta, è forse un elemento catalizzatore di qualsiasi tipo di iniziativa, cioè ci mette anche nella condizione di poter affrontare un disegno di legge che non abbia dei costi. Perché? Perché sappiamo che ci sono delle associazioni che sono in grado, una volta dotate di uno strumento normativo, di promulgare questa iniziativa e di portarla avanti. Cioè, in un certo senso noi siamo con voi, ma vi ringraziamo anche per aver assunto questa iniziativa e per averci dimostrato di essere in grado non solo di raccogliere le firme, ma di dare anche poi gambe a quello che dal punto di vista legislativo io sono sicuro approveremo. Grazie.